molte persone che hanno permesso di ottenere questo successo per il momento. E quindi il primo saluto va all'amico giornalista Giulio Cardona del Gazzettino, che ci ha aiutato, scusatemi il gioco di parole, ad amplificare questo evento. E poi ricordiamo uno dei motivi, forse il principale, che è quello di poter anche aiutare un'associazione Aulus, un'associazione che si chiama Una Strada, e che qui dobbiamo tirare un po' gli orecchi agli organizzatori. No, nominati, madam, che sono qui, poi avremo modo di presentare a uno a uno, sono delle autentiche star, e qui la fusione non è solamente tra voci e musica, ma anche tra età. Se qualcuno ha ancora il sospetto che gli anni 70 o la musica rock o tutti i generi che hanno caratterizzato quel periodo siano localizzati anni, decenni, secoli fa, si sbaglia di grosso. C'è un grande ritorno, c'è un grande interesse, c'è una manifestazione di interesse sempre più viva, e soprattutto non sono solamente gli ANTA che suonano, gli ANTA che cantano, ma ci sono parecchi giovani che si stanno avvicinando a questa gente. Smetto di parlare e presentare il primo brano dei Madam, questo Peter Gunn Theme, che non è solamente riferito ai Blues Brothers, era semplicemente una serie televisiva, un poliziesco, e il tema di Edmund Singh, Peter Gunn, che ora sentirete, quando lo ascolterete direte: ah, però, signori, i Madam.